La stazione della Transalpina fu inaugurata dall'arciduca Francesco Ferdinando nel 1906 sul volere del governo di Vienna per scopi militari. Esso voleva infatti una seconda via per Trieste, che collegasse direttamente il litorale con l'Austria, per poi addentrarsi nell'Europa centrale, senza dover passare per Udine, che rappresentava il secondo scalo ferroviario dopo l'attuale stazione di Gorizia, detto all'epoca meridionale. Dopo la seconda guerra mondiale, il territorio di Gorizia fu conteso tra Italia e ex Jugoslavia. Gorizia rimase nella parte italiana, al contrario di altri territori e paesini attorno ad essa, che furono assegnati alla Repubblica Sociale Federale di Jugoslavia, oggi Repubblica di Slovenia. Nel 1947 iniziarono poi i lavori per la costruzione di Nova Gorica, nuovo centro amministrativo e moderna città slovena. Di questo nuovo confine che divideva il territorio di Gorizia e Nova Gorica si svilupparono autonomamente. Con la fine della Jugoslavia e la nascita di un'Europa unita e allargata, nel 1991 le due città e i loro abitanti si integrarono. Questo svela cosa abbia significato per i goriziani vivere a ridosso di un confine non solo con la Jugoslavia di Tito, ma anche con l'Est Europa e l'Unione Sovietica. Il confine tracciato nel 1946 sulla base del Trattato di Parigi ha portato in alcuni casi conseguenze drammatiche e paradossali, come per il cimitero di Merna, diviso in due dal confine. Questo confine divise case, campagne, famiglie ed amori. Questo è ciò che dice Roberto Kovacs in Gorizia capovolta. Erroneamente paragonata a Berlino, Gorizia non è stata una città divisa dal muro, ma una città cui il muro ha oscurato parte del suo orizzonte, quell'orizzonte che guardava le sorgenti dell'Isonzo, simbolo vilipeso di fratellanza dei popoli. Al contempo la Transalpina parla della sofferenza del confine e della sofferenza senza il confine. Davanti alla stazione si trova un ampio piazzale, decorato con mosaico realizzato da Franco Vecchiet in occasione dell'entrata della Slovenia nell'Unione Europea nel 2004. In Slovenia la piazza viene infatti chiamata Europa, mentre da noi Transalpina. Oggi però le linee ferroviarie della Transalpina sono una linea secondaria non elettrificata, a binario unico, che congiunge la Valle dell'Isonzo, le Alpi Giulie a Sezane e Jesenice. Da cui spesso partono treni a vapore che portano turisti fino al lago di Como. Gorizia e Nova Gorica sono stati scelti come capitale europea della cultura 2025. L'obiettivo del concorso è la riqualificazione urbana della stazione ferroviaria e la creazione di una nuova piazza.